Ricorre il 15° anniversario del gemellaggio tra Saint-Donat di Piave e Villeneuve-sur-Lot, una cittadina francese. Abbiamo qui il vice sindaco Alberto Gobbo, buongiorno. Questo avvenimento si rifirma di nuovo per il gemellaggio? Ma io credo che è molto importante, anche perché io ho creduto fino al lontano 1992, nel 94 l'abbiamo fatto nascere, però poi le firme sono state fatte un anno dopo. Io ritengo importante perché fare dei scambi tra la cittadina di Villeneuve-sur-Lot e con le nostre città, le esperienze le abbiamo già fatte con le scuole, della scuola Alberti, che abbiamo mandato già 4 volte, poi abbiamo mandato la banda, gli anziani, con spese dell'amministrazione comunale, ed è stato veramente un grande successo nel senso di entusiasmo da parte dei giovani, che ha sentito prima quella giovane che parlava dell'Alberti. Io mi auguro che la riunione di questa mattina è una riunione che è impegnata su un progetto per chiedere dei fondi alla comunità europea tra le due nazioni, tra l'Italia e la Francia, e se avremo la possibilità, io mi auguro di sì, perché la comunità europea su queste cose ci crede, e di avere dei fondi per poter incentivare sempre di più questa iniziativa del gemellaggio. Con i gemellaggi di cui abbiamo parlato oggi si incontrano le risorse umane con quelle economiche, quindi rappresentano anche un incentivo per aumentare il turismo. Ma assolutamente sì, in questo caso abbiamo 2 gemellaggi di 2 paesi che abbiamo visti essere molto simili per l'offerta del territorio, che è vocata al turismo slow, per cui un turismo lento, 2 territori che vogliono essere scoperti per l'offerta enogastronomica, culturale ed esperienze. In questo caso penso alla nostra città di Saint-Donat di Piave, legata all'acqua, legata a esperienze della storia. Gemellaggio in questo caso con una stretta collaborazione anche degli istituti turistici è molto importante, perché ovviamente si parla di linfa nuova, si parla di mettere delle fondamenta importanti che possono nel futuro consolidarsi, si parla di paesi dove ci sono appunto degli italiani radicati nel tempo, per cui anche la voglia magari di ritornare per riscoprire in una vacanza quello che è una radice che loro avevano qui in Italia. Che progetto avete presentato oggi qui in Giunta? Abbiamo presentato in realtà 2 progetti, uno effettivamente già realizzato come progettazione, un progetto di wine che mira a creare di questo territorio un brand che associa la componente acqua del territorio, quindi il fiume Piave, con la componente vino, quindi una produzione tipica di questo territorio. E poi abbiamo invece presentato una proposta per il futuro che riprende un programma europeo, Citizen, che mira invece a costruire gemellaggi più forti e consolidati, reti di collaborazione tra diversi paesi europei. Parliamo della giornata di domani, appunto sarà una giornata ufficiale per rendere omaggio a queste persone che sono venute dalla Francia. Come sarà organizzata la giornata? Allora partiamo con l'alzabandiera alle 10, alziamo le alzabandiere italiane e francese, poi ci saranno i 2 inni italiano e francese, poi rimarremo 20 minuti nel piazzale della nuova piazza, poi veniamo qui in questa sala. In questa sala veniamo a firmare, ci saranno i discorsi di elogi che faremo noi a loro e loro a noi per la buona riuscita di questo gemellaggio. Perché? Perché sta prendendo sempre piede. Sarà delle pergamene che verranno firmate. Noi come amministrazione, io l'anno scorso sono stato a Villeneuve per l'amministrazione, hanno dato veramente degli omaggi in ricordo della nostra visita, lo faremo anche noi domani e andremo poi a ringraziare veramente l'amministrazione, soprattutto il sindaco di Villeneuve-Cassagney, è una persona che ha iniziato 10 anni fa a venire qua come vice sindaco, oggi invece è sindaco e per noi fa piacere, ma farà piacere anche per loro, perché io mi ricordo che
L'anno scorso, quando siamo andati lì, è uscito un articolo sui giornali veramente bellissimo di questo gemellaggio. Questo era un indice di dimostrazione veramente della cosa che piace a Villeneuve e a noi fa più piacere, soprattutto a me che sono stato uno dei fondatori e dei promotori di questa iniziativa. Mi dà veramente una grande gioia, un grande orgoglio di aver portato avanti questa iniziativa.